Però volevo dire una cosa, voi mi dovete spiegare perché si dice cantautore romano e noi, che qualche stadio l'abbiamo riempito anche noi, in Italia e all'estero, ci chiamiamo neomelodici. A me questa è una cosa che non mi sta bene. Questa parola neomelodica era nata per essere bella, nuova melodia. Invece no, è stata una parola che dà una forma di razzismo. Cioè dice proprio, voi siete neomelodici, voi siete una razza. Esatto, siete una razza di cantanti a parte. Non è bello perché poi si fa di tutto nel confascio. Qualcuno che ne approfitta di queste cose per farsi campagna elettorale, pubblicità, non è bello. A noi non possiamo stare zitti perché i ragazzi che oggi vanno a fare i matrimoni, quando noi guardiamo quei ragazzi ci ricordiamo che abbiamo fatto le stesse cose. Poi ovviamente c'è chi canta l'amore o chi canta altre cose. Noi abbiamo sempre cantato l'amore, come ben sapete. Però non ci piace che diventiamo un fenomeno come fosse un circo, i neomelodici, hanno a cantare, hanno a festivali, no. Perché io credo che nelle nostre canzoni, non voglio peccare di presunzione, veramente ci sta tantissima qualità sotto l'aspetto musicale, sotto l'aspetto letterario. Gli investimenti che abbiamo fatto dischi chiamando musicisti americani, abbiamo fatto dischi andando a Londra a fare gli archi con la London Symphony, abbiamo fatto delle produzioni veramente importanti. E poi questa, Sammisce, si usa una parola neomelodica, che ripeto, la parola è bella, però è diventata in Italia è diventata una parola razzista.